Il turismo è tra le prime attività economiche che sostengono l'economia della nostra regione e in particolare quella della provincia di Venezia. È quanto emerge dai dati sulla movimentazione turistica relativi al periodo gennaio-settembre 2013, presentati dall'assessore provinciale al turismo Giorgia Andreuzza e dal presidente dell'azienda di promozione turistica provinciale Enrico Miotto. Una stagione che, seppur non partita sotto i migliori auspici a causa della crisi e del maltempo, ha poi recuperato nel corso dei mesi, mantenendo una certa stabilità lungo tutta la stagione. Possiamo dire che effettivamente gli auspici erano pesanti, in realtà insomma tutti hanno fatto il possibile e una volta arrivato il bel tempo, il sole, ci siamo in qualche modo rifatti. Al di là di un calo fisiologico dovuto alla crisi economica, a fine settembre erano state superate le 30 milioni di presenze nel territorio provinciale, 25 milioni relativi ai soli 4 mesi estivi, di cui 20 solo nelle località balneari. Il turismo italiano nel nostro territorio registra però valori negativi, mentre crescono gli arrivi e le presenze di stranieri. Tedeschi e austriaci in prima linea, seguono francesi, inglesi, olandesi, svizzeri e soprattutto il nuovo turista russo che privilegia le strutture dagli alti standard qualitativi e le città più modaiole come Jesolo o Noventa per lo shopping di marca. Il mare in 4 mesi ha superato nuovamente i 20 milioni di presenze. Siamo già oltre le 31 milioni di presenze da inizio anno a fine settembre per tutto il territorio e dobbiamo ringraziare particolarmente gli stranieri. Il settore balneare subisce comunque un calo del 2%, recupera e cresce invece l'entroterra nei comuni di Quarto d'Altino, Marcò, Noventa di Piave, zone di appoggio per business e shopping. Dati positivi anche per le città d'arte, tra cui naturalmente spicca Venezia, che funge come sempre da grande catalizzatore anche per le zone near Venice che permettono spostamenti e accessi veloci alla città. Le spiagge sono andate tutto sommato bene. In alcune località ci sono stati dei veri e propri exploit, come per esempio il caso dei Russi a Jesolo, che hanno fatto tornare il sorriso agli operatori. Maggiore dialogo e la cooperazione anche tra entroterra e zone balneari per offrire al turista nuove tipologie di vacanza. L'entroterra sta aumentando la loro offerta perché si sta rendendo conto che effettivamente esiste la possibilità di offrire esperienze importanti. In particolar modo porto un esempio che è quello legato al cicloturismo, su cui un po' tutti stanno facendo sinergia per dare un prodotto sempre più competitivo e completo. Dati e numeri rilevanti che naturalmente non possono essere letti da soli senza un confronto con le associazioni di categoria, ma che permettono analisi e riflessioni strategiche per gli operatori riguardo le offerte e gli investimenti da affrontare in previsione anche del prossimo Expo 2015. L'Expo al momento è un evento che tutti percepiamo ancora molto lontano. Pensa però sarà un evento importantissimo per il nostro territorio. In una battuta, se uno deve venire una volta in Italia, penso che l'occasione di perdersi Venezia non deve averla.